Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione, siamo puntualissimi, sono le 12 per raccontarvi quelli che sono i fatti principali della giornata dalle nostre redazioni del Veneto. Tra pochissimo andremo a Susegana per gli sviluppi relativi all'incidente mortale accaduto ieri. Un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto pirata. Ci sono delle novità importantissime che ci racconterà brevissimo il nostro Christian Arboit, ma andiamo con la cronaca a Padova perché sono stati fissati per domani alle 15 i funerali di Francesco Canella, fondatore del gruppo Ali. Nella Basilica di Santa Giustina sono attese migliaia di persone. Si svolgeranno venerdì alle 15 nella Basilica di Santa Giustina i funerali di Francesco Canella, il fondatore del gruppo Ali, che oggi conta 117 punti vendita e 4.700 dipendenti. Una cerimonia per la quale sono attese migliaia di persone, mentre il gruppo annuncia che sarà proclamato il lutto in tutti i negozi, che ogni giorno servono 100.000 clienti. Tutti i supermercati chiuderanno alle 14 in segno di lutto e dopo i funerali ci sarà la sepoltura in forma privata nella cappella di famiglia. In queste ore è aperta anche la camera ardente nella casa funeraria Santinello, che resterà aperta fino alle 12:30 di venerdì. Infine è stata attivata una raccolta fondi per Medici con l'Africa QAM. Intanto si moltiplicano i ricordi dell'imprenditore fatti dalla politica e dal mondo dell'imprenditoria padovana, ma soprattutto veneta, a partire dal presidente della regione, Luca Zaia, che parla di un imprenditore illuminato che non ha mai dimenticato gli altri e il suo Veneto. Appunto, imprenditore illuminato, geniale per il mondo della politica e delle istituzioni, Francesco Canella ha segnato la storia del nostro territorio. Grazie, signor Francesco. La foto in bianco e nero, un profilo dolce, lo sguardo che sorride e guarda avanti. È apparsa questa foto sui profili social del gruppo Ali. È il grazie della grande famiglia che accanto ai parenti annovera tutti i dipendenti che hanno fatto grande il gruppo. Ed è proprio questo risvolto umano che traspare in chiunque oggi, nel giorno della notizia della sua scomparsa, abbia un ricordo per Francesco Canella. È stato creativo nella scelta di entrare nel mondo della grande distribuzione, è stato creativo anche nel rapporto che è riuscito a creare con i suoi dipendenti nei confronti dei quali ha avuto una grandissima attenzione. Il welfare del gruppo Canella è conosciuto in tutta Italia. Così il presidente della Camera di Commercio di Padova. È proprio un viaggio a Boston organizzato dalla Camera di Commercio ad introdurre Canella nel mondo della grande distribuzione moderna. Che andando negli Stati Uniti aveva capito di che cosa c'era bisogno nel nostro territorio. Infatti è stato il primo a inserire i banconi con gli operatori che danno consulenza e assistenza. Innovatore, anticipatore, ma anche un fedele testimone dei valori del nostro mondo, ha detto di lui oggi il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin. Leopoldo Destro, a capo degli industriali del nord-est, lo ricorda come uomo dalla visione preveggente, la tenacia instancabile e la cultura del servizio. Un esempio, quello del commendator Francesco, che sarà di riferimento anche in futuro per tutti noi e per i più giovani, conclude Destro. E di esempio per le nuove generazioni ha parlato anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. A ricordare anche il grande cuore e la vocazione alla beneficenza il presidente Luca Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che in una nota hanno citato la raccolta fondi attivata per aiutare Venezia a rimettersi in piedi dopo l'acqua granda, oppure i soldi donati all'ospedale di Padova in epoca Covid. Ricordo che è una di quelle aziende che restituisce tanto al territorio, segno di grande sensibilità, passione e amore per il Veneto. Ricordato oggi dai sindaci con le dichiarazioni del presidente ANCI Mario Conte, ma anche dai sindacati, Canella ha saputo ben tutelare quasi 5.000 dipendenti come fossero della sua famiglia, scrive in una nota UGL Veneto. Per il sindaco di Padova Sergio Giordani, un amico ma anche un modello. Era un grande amico in cui io ero un ragazzino quando l'ho conosciuto, per cui qualche anno fa, tanti anni fa, e lui cominciava già a essere un imprenditore importante, per cui grazie Francesco, grazie per quello che ha fatto la città. L'ultimo saluto a Francesco Canella è fissato per le 15 di venerdì 2 febbraio nella Basilica di Santa Giustina. E come anticipato andiamo subito a Susegana con il nostro Christian Arboit insieme a Francesca Pezzo per gli aggiornamenti relativi all'incidente mortale di ieri, costato la vita ad un ciclista investito da un'auto pirata. Buongiorno Christian.
Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antena 3, anche da parte di Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in località Sant'Anna, sulla strada che collega Susegana con Sernaglia della Battaglia. Ieri, poco meno di 20 ore fa, l'incidente poco dopo quella curva. Non ci mettiamo lì per evidenti questioni di sicurezza. Su questa strada si corre parecchio, anche se il limite è di 70 km. Allora, cos'è successo ieri? È successo che un furgoncino ha travolto un ciclista, un 66enne di origini marocchine, da poco residente a Sernaglia della Battaglia, e poi si è dato alla fuga. Sostanzialmente non si è fermato a prestare soccorso. L'uomo investito quindi è morto tragicamente. Sulle tracce di questo pirata della strada si è subito mossa la polizia locale del Coneglianese, anche con le immagini della videosorveglianza. Qui con me per fare il punto aggiornato della situazione c'è il comandante della polizia locale, Claudio Mallamace. Se possiamo magari spostarci qui in questa zona, comandante, cos'è successo ieri? Di fatto siete stati contattati a un certo punto dal pirata della strada, o meglio dalla figlia? Sì, diciamo che subito dopo l'incidente ci siamo mossi per cercare il più possibile indizi, setacciando tutte le telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche ma anche quelle private. E dopodiché, anche attraverso immagini abbastanza nitide, abbiamo visto che ci poteva essere una compatibilità con un furgone che era transitato proprio in territorio di Sernaglia della Battaglia. E verso le 20:30 i familiari, la figlia dell'autista del furgone si era messa a disposizione contattando i carabinieri, i quali l'hanno indirizzata a noi. E subito ci ha detto che il papà era in uno stato confusionale, che era successo qualcosa, non riuscivano a capire, e quindi ci siamo recati a casa. Abbiamo subito visionato il furgone e c'erano compatibilità di tracce con la bicicletta e quindi con l'incidente che è avvenuto verso le 15:25. Quindi la figlia, quando si è rivolta a voi, non sapeva di fatto che il padre avesse investito e ucciso una persona. L'uomo era sotto shock, così almeno ha raccontato. Sì, diciamo che lo aveva immaginato, perché comunque aveva letto le notizie sui quotidiani online, quindi tutta la stampa che aveva diramato, e aveva immaginato che fosse successo qualcosa che poteva essere ricollegabile a quell'incidente, però il papà era veramente mentalmente sconnesso dalla realtà, quindi molto scioccato e provato. È una famiglia per bene che vive a Sernaglia, quindi persone che si sono subito messe a disposizione, che quindi sono pronti ad assumersi la responsabilità e a collaborare con la giustizia. Lei ha parlato con il 76enne? Io ho cercato di parlare con il 76enne, però dopo è stato consigliato di portarlo in ospedale perché era veramente in uno stato confusionale. Anche stamattina che è stato convocato per il disbrigo degli ultimi atti, ancora non era in uno stato di completa lucidità. Ecco, quindi sarà sentito, immagino, quando questo stato di shock passerà. Sì, adesso la titolarità dell'indagine è a cura del magistrato di turno, per cui poi noi seguiremo le direttive del magistrato, si riterrà opportuno sentirlo o meno. Ecco, soltanto 2 giorni fa lei era presente a una manifestazione, a una cerimonia dove di fatto si titolavano una panchina e 2 alberi alle vittime della strada, in particolare alle cugine Sara e Jessica, morte in A28. Insomma, è un dramma che conosciamo tutti, che abbiamo più volte raccontato. La sicurezza sulle strade della Marca Trevigiana resta un tema. Sì, resta un tema importante che fa riflettere. La prefettura è sul pezzo attraverso un tavolo, proprio un tavolo permanente per quanto riguarda l'incidentalità stradale, quindi periodicamente ci si trova e si vanno a monitorare quelle che sono le cosiddette strade che hanno la maglia nera, e questa è una di quelle, tant'è vero che è una strada, come avete visto in questi pochi minuti che siamo qua, dove il limite di velocità viene di gran lunga superato. Purtroppo non abbiamo spazi per fare il
controllo sul posto con il telelaser, per cui noi abbiamo già chiesto al prefetto l'emissione di un decreto per poter installare degli autovelox fissi, perché uno degli elementi, specialmente appena si esce dalle curve, che causa incidenti stradali, abbiamo visto nel passare degli anni, che è proprio la velocità. E questo alla faccia, mi perdoni la battuta, c'è poco da ridere, alla faccia di Fleximan. Sì, purtroppo al di là di questi atti, ecco qua, se si mette quello strumento sicuramente non è per far cassa, perché comunque né l'amministrazione di Susegana né tantomeno le politiche operative del comando che mi pregio di dirigere vanno in quella direzione. Noi controlli della velocità rispetto a tanti altri devo dire che non ne facciamo tanti, ma vengono fatti soltanto nelle strade dove effettivamente c'è un tasso di incidentalità alto, dove ci sono pericoli. Questo lo facciamo grazie a degli studi di monitoraggio del traffico attraverso delle apparecchiature, dopodiché sviluppiamo con il software dei grafici e analizziamo scientificamente i dati prima di collocarci con uno strumento su un'arteria stradale. Grazie comandante Malamace. Tra l'altro, ecco, vi do degli aggiornamenti. Ieri sera c'è stato un incidente a Gorgo al Monticano, fra poco con Francesca Pezzo andremo a Gorgo al Monticano, c'è questo ragazzo ventenne in fin di vita, un'altra tragedia sulle strade della Marca, appunto ieri sera a Gorgo al Monticano sono confluiti gli operatori del soccorso, i carabinieri, fra poco appunto ci recheremo anche su quel luogo. Per il momento è davvero tutto da Sant'Anna di Susegana con Francesca Pezzo, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie al comandante Malamace, grazie naturalmente a Francesca Pezzo e torneremo dunque da voi più tardi a Gorgo al Monticano. Adesso ci spostiamo con la cronaca a Venezia, a Marghera per l'esattezza, per un nuovo episodio di cronache di violenza in qualche modo. Buongiorno ad Anna Maria Parisi che vede protagonista, vittima, un'anziana. Raccontaci tutto Anna, buongiorno. Sì, buongiorno Francesca. Rapina impropria con protagonista un anziano, un 85enne, accaduto qui tra il piazzale della Concordia e piazza Mercato a Marghera ieri pomeriggio tra le 16:30 e le 17. L'anziana in compagnia del marito era appena uscita dal supermercato dove aveva fatto la spesa quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha scippato la borsa facendola cadere violentemente a terra, con l'anziana che ha riportato successivamente diverse contusioni e anche diverse ferite, fortunatamente non di grave entità. Quindi è rientrata al supermercato per cercare riparo e quindi aiuto e cure. Questi episodi accadono giorno dopo giorno, ora dopo ora. La denuncia dell'associazione Marghera 2.0 che provocatoriamente lancia la proposta contro il degrado, contro questi episodi di criminalità, il più delle volte legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Lanciamo questa proposta, apriamo la zona franca del buco per contrastare o quantomeno limitare episodi di questa natura, considerato che, dice sempre l'associazione Marghera 2.0, Marghera è diventata il supermercato dello spaccio. Quindi l'intervista con il portavoce della citata associazione, poi linea allo studio con le immagini di Sandro Ponchio. So che è una cosa forte, però arrivo a pensare addirittura delle aree free, in modo che o tu vai lì e sei seguito comunque da un sanitario, non è che ti lasci le penne perché faccio finta di non vederti, ma sei seguito da uno psicologo e cerco fino in ultima, però se vuoi continuare a farti, vabbè, fatelo, però in sicurezza e non sotto le porte di casa degli anziani, delle persone, dei cittadini. Marghera avrebbe solo bisogno di una forte iniezione, ma di politiche sociali.
Ossia, io capisco che ci possano essere anche dei recuperi tra queste persone che purtroppo per la vita li ha condotti così, e ci possono essere anche dei non recuperi, perché ci sono irriducibili, ma per quelli che si possono salvare dobbiamo investire nel sociale. Questa dunque è la situazione. Ringraziamo Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio per questo aggiornamento di cronaca e questa proposta che sicuramente farà discutere di una zona franca del buco. Adesso la cronaca ci riporta all'incidente di Davide Rebellin, il campione di ciclismo ucciso da un camion pirata. Abbiamo parlato poco fa di auto pirata con Christian Arboit. Ebbene, è stata anticipata di 2 mesi la prima udienza del processo. La tragedia del campione Davide Rebellin, anticipata al 19 febbraio in tribunale a Vicenza, la prima udienza del processo al camionista che lo ha travolto. Il dramma risale al 30 novembre del 2022, quando a Montebello Vicentino, sulla rotatoria lungo la strada regionale 11, Davide Rebellin fu investito dal camion in uscita dallo svincolo, che poi proseguì il suo cammino. Il camionista tedesco è attualmente sottoposto alla misura cautelare in carcere a Vicenza dal 25 agosto. Il presidente del collegio che giudicherà l'imputato ha ritenuto di accogliere l'anticipazione dell'udienza filtro del processo con decreto depositato in cancelleria oggi. Rese note le motivazioni della sentenza di condanna in primo grado di Valentina Boscaro, che nel settembre 2022 uccise con una coltellata al cuore il fidanzato Mattia Caruso. Manipolatrice, bugiarda e senza alcun barlume di pentimento, Valentina Boscaro, condannata lo scorso 18 ottobre a 24 anni di carcere per aver ucciso il 25 settembre del 2022 Mattia Caruso, il ragazzo con cui aveva una turbolenta relazione, viene descritta così nelle motivazioni della sentenza di primo grado. La giovane donna, rinchiusa nel carcere di Verona, viene ritratta come un'abile manipolatrice che ha tenuto testa ad avvocati, magistrati e ufficiali dei carabinieri, una donna che ha costruito un castello di bugie e che ha confessato il delitto solo quando si è vista scoperta, e anche a quel punto, in un colloquio con i genitori che è stato registrato, si è detta convinta di riuscire a trovare una soluzione grazie ad un bravo legale. Mattia Caruso era stato ucciso con un'unica coltellata al cuore mentre stava guidando l'auto di Valentina Boscaro dopo una serata passata nel locale ai Laghi di Sant'Antonio a Montegrotto Terme. La ragazza per alcuni giorni ha incolpato uno sconosciuto con cui, a suo dire, Mattia aveva litigato parlando di regolamento di conti legati alla droga. Valentina Boscaro non aveva chiamato il 118 e all'arrivo dei soccorsi ha cominciato subito a riferire la sua versione difensiva. Aveva descritto Mattia come un violento, la loro relazione era stata sempre altalenante e turbolenta. Durante il processo in aula sono stati letti centinaia di messaggi tra i due, dai toni accesi, dagli insulti pesanti. Valentina Boscaro non ha mai mostrato un reale pentimento, proseguono le motivazioni. Gli avvocati della difesa della giovane donna entro fine febbraio dovranno proporre ricorso in appello. Dramma ieri pomeriggio in un'abitazione di Roncade, in provincia di Treviso. Una donna di 50 anni ha perso la vita travolta da una catasta di legna e lascia 2 figli ventenni. Era uscita per raggiungere la legnaia a pochi metri dal cortile della casa di campagna di Via Erbe a Roncade quando è stata travolta dalla catasta. Ombretta Castellani, 50 anni, è morta sul colpo sotto il peso dei ceppi. A dare l'allarme i vicini di casa, che sono accorsi sul posto subito dopo aver sentito un forte botto. Erano circa le 16:30 quando, secondo le prime ricostruzioni, la donna, infermiera al San Camillo, originaria di Santa Maria del Rovere, aveva raggiunto la legnaia per prendere i ciocchi utili per accendere il camino, quando improvvisamente la catasta si è rovesciata, travolgendola. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del SUEM 118 e i carabinieri per gli accertamenti, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Allertati anche i vigili del fuoco per rimuovere la legna, operazione che i sanitari sono riusciti a svolgere in autonomia. Nella casa di Via Erbe per tutto il pomeriggio non si è fermato il viavai di amici e parenti, subito accorsi non appena appresa la notizia della tragedia. Ombretta era madre di 2 ragazzi, uno di poco più di 20 anni e una ragazza più giovane di circa 19. I vicini, scossi dal dolore per una tragedia inspiegabile, raccontano Ombretta come una donna solare e sempre gentile. Ancora increduli, i familiari hanno seguito per tutto il giorno il lavoro dei carabinieri mentre conducevano le indagini. Ancora al vaglio l'esatta dinamica dell'accaduto.
È tutto pronto a Padova, all'università, dove domani verrà consegnata ai familiari di Giulia Cecchettin la laurea alla memoria della giovane uccisa dall'ex fidanzato a novembre. Allora ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentini insieme ad Andrea Benetti. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova, alle mie spalle il Bo, dove è tutto pronto per la cerimonia di conferimento della laurea alla memoria di Giulia Cecchettin, prevista per domani. Ci sarà anche la ministra dell'Università Anna Maria Bernini e il governatore del Veneto Luca Zaia. La giornata si aprirà con l'intervento della rettrice Daniela Mapelli, a seguire il direttore di dipartimento Gaudenzio Meneghesso e poi della relatrice di Giulia Cecchettin, la professoressa Silvia Todros, e infine appunto anche la ministra Anna Maria Bernini. Poi i momenti ufficiali della consegna della laurea a Gino Cecchettin e Elena Cecchettin, che saranno presenti e terranno anche loro un discorso davanti alle autorità. Un evento, quello della laurea, che seguiremo in diretta a partire dalle 10:30, mostrandovi insomma questa giornata dedicata a Giulia che aveva consegnato la tesi di laurea proprio il giorno in cui era uscita di casa per andare all'appuntamento fatale con Filippo Turetta, e la sua relatrice Silvia Todros, la professoressa Todros, le ha risposto poche ore dopo, quando la ragazza era già morta, dicendo che la tesi andava benissimo e che poteva essere inserita con l'ultimo passaggio, l'inserimento telematico, e tutto era pronto poi per la discussione che doveva avvenire il 16 di novembre. Ma purtroppo, come ben sappiamo, Giulia non si è mai presentata perché era già stata uccisa da Filippo Turetta. Un percorso di studi eccellente, così come era eccellente il suo elaborato, ce l'aveva detto proprio la professoressa Todros, quindi Giulia avrebbe ricevuto un ottimo giudizio per quell'elaborato di tesi. Domani dunque questo giusto riconoscimento alla ragazza. Non è la prima volta che al Bo si consegnano lauree alla memoria, è accaduta nel 2016 con il conferimento della laurea a Jessica Tellattini, una studentessa di Limena morta purtroppo poco prima di discutere la tesi, e per un altro ragazzo di 22 anni di Belvedere di Tezze, anche lui purtroppo deceduto per una malattia poco prima di compiere la discussione della tesi di laurea. Quindi questo è un terzo caso in pochi anni qui all'Università di Padova. Non sono mancate però anche le polemiche per questo avvenimento, perché i rappresentanti degli studenti UDU hanno polemizzato con la rettrice per non essere stati coinvolti in una giornata che per loro aveva un grande significato, visto che Giulia era una loro compagna di classe, che l'evento, la sua morte, ha toccato tantissimo la comunità studentesca, come abbiamo visto con le mobilitazioni che sono subito seguite alla notizia della morte di Giulia Cecchettin. Dunque seguiremo domani in diretta a partire dalle 10:30 la laurea alla memoria di Giulia, e intanto, proprio nel nome di Giulia, nel segno di Giulia, l'Università di Padova ha istituito delle borse di studio grazie ai fondi PNRR. Ci racconta tutto Chiara Gaiani in questo servizio, e io restituisco la linea allo studio. Porteranno il nome di Giulia Cecchettin, la giovanissima laureanda in ingegneria biomedica dell'Università di Padova, sequestrata e uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, le borse di studio che l'Università ha istituito attraverso il programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con fondi del PNRR. Si tratta di 10 premi di laurea del valore di 1.000 euro ciascuno, che saranno riservati a studentesse meritevoli che negli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025 conseguiranno la laurea in ingegneria biomedica, che venerdì sarà consegnata alla famiglia di Giulia in sua memoria. 5 incentivi da 1.000 euro ciascuno andranno a sostenere studentesse che si sono iscritte o si iscriveranno ai corsi di lauree scientifiche del Bo, come esonero o semiesonero dalle spese di immatricolazione. Venerdì mattina alle 11 nell'aula magna del Bo sarà consegnata alla famiglia di Giulia, a papà Gino e alla sorella Elena, la laurea in sua memoria.
E come ha ricordato la collega Valentina Visentini in collegamento poco fa, domani Antenna 3 seguirà in diretta la cerimonia di conferimento della laurea alla memoria di Giulia, la presenza del ministro dell'Università Anna Maria Bernini, del papà e della sorella Gino e Elena di Giulia Cecchettin. Antenna 3 appunto seguirà l'intero evento in diretta con un'edizione straordinaria a partire dalle 10:30. Spariti i soldi anche dalle casse dell'ANPI delle terme padovane, il tesoriere è lo stesso accusato di aver fatto sparire i soldi della festa dell'Unità. A mancare all'appello non sono solo i soldi incassati durante la festa dell'Unità di Abano Terme, circa 100.000 euro che servivano per pagare i fornitori, ma ora si aggiunge anche un altro ammanco, questa volta nel conto corrente della sezione termale dell'ANPI, dove fatalità il tesoriere è sempre la stessa persona che aveva il controllo dei conti della festa dell'Unità. La conferma dell'ammanco di soldi anche nelle casse dell'ANPI arriva dalla presidente di Padova, Floriana Rizzetto. Chiaramente è molto inferiore a quello del PD, però per una sezione territoriale è parecchio, è praticamente tutto quello che avevano, cioè 3.850 euro. Certo, una cifra inferiore, ma per la sezione dell'ANPI è un grande danno, perché quelli sono soldi dei tesseramenti che servono per organizzare iniziative. La scoperta è avvenuta dopo la notizia della sparizione dei 100.000 euro della festa dell'Unità delle Terme. Essendo il tesoriere lo stesso, è sorto il dubbio, da qui la scoperta dell'ammanco. Ora per il tesoriere, che è già stato sospeso dagli incarichi del PD, arriveranno altri provvedimenti. Ho avuto indicazioni dal nazionale, quindi faccio quello che mi dice il nazionale, una sospensione cautelativa, e devo procedere alla denuncia. Insomma, credo che entro oggi la sospensione ho già attivato la commissione di garanzia e entro oggi faremo la denuncia. Dopo Fleximan arriva Parkman, il vendicatore dei parchimetri. Vandalizzate a Treviso diverse colonnine in centro città, dove si è vissuta ieri una mattinata di disagi. Preoccupati i cittadini che ora rischiano multe per sosta senza ticket però che non era possibile fare. Sentiamo. Arrivo qua per lavoro. È rotto e si fa come si fa, faccio una foto e la contesterò se dovesse arrivarmi una multa. Non ho modo di poter pagare, voglio pagare, non posso pagare, cosa devo fare? Mi arrangerò, se me la contesterò fino alla morte. I soldi ce li ho, ma non so dove andare a parcheggiare, cioè non posso pagare. Dove si va a pagare? Mi sto domandando, è il terzo che trovo così, non si può pagare. Dove è stato lei prima? Sono stato in Città Giardino, lì ce ne sono due, questo è il terzo. Anzi 4, tutti così. Sono queste le conseguenze del raid vandalico messo in atto da quello che nelle settimane calde di Fleximan è già stato soprannominato Parkman, una mattinata di disagi e imprecazioni tra chi semplicemente doveva fare il ticket per la sosta in pieno centro a Treviso. Così appare il parchimetro di Piazza Duomo, schermo a cristalli liquidi distrutto e schiuma nelle fessure, con buona probabilità poliuretano espanso, insomma un bel danno. Stesso copione in via Luzzati e in via Damiano Chiesa, preso d'assalto il centralino dell'assistenza. Il parcometro è stato vandalizzato, allora se lei guarda davanti, dritto a lei, guardando il parcometro, 50 metri più avanti dove c'è il Conad c'è un parcometro funzionante, lei può dare il numero alla sosta. Di là funziona ma non posso pagare. Come mai? Perché il codice non risulta esistente nell'altra colonnina, probabilmente sarà legato alla zona d'appartenenza delle colonnine, quindi c'è codici specifici per area e quindi non per tutta quanta la città di Treviso praticamente. E come per Fleximan, anche Parkman solleva reazioni contrastanti nelle ore in cui la stessa polizia locale sta scandagliando le telecamere della zona. Se il comune ti mette una tassa del parcheggio che certe volte dici pago questa tassa tutto il giorno, questo, uno magari dice che basta, però questo non è il modo di comportarsi, basta essere persone civili. Beh, facciamoci qualche domanda. Evidentemente stanno tirando un po' la corda, per cui ci sta anche un po' tutto questo, per cui la gente è un po' stanca. Ma per il momento le preoccupazioni principali riguardano eventuali multe. Se Fleximan, almeno nelle intenzioni, sembra voler eliminare il problema, Parkman lo crea. Se mi fanno la multa, che sono venuta qua, che ho provato, che ho visto che non credo sia giusto pagarla. È impossibile pagare. Quindi oggi il comune dovrebbe adottare una moratoria, diciamo, secondo lei? Deve, se non lo fa faremo ricorso.
ci sarà il giudice di pace. Se non fa la moratoria con gli strumenti rotti, non so cos'altro possa fare. Comunque esistono, nel codice civile è previsto così. E sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che condanna fermamente l'atto vandalico, escludendo una moratoria per il pagamento dei parcheggi. La cosa che fa preoccupare è un po' la piega che sta prendendo questo fenomeno, dove queste manifestazioni di disagio si esprimono attraverso dei veri e propri reati, atti vandalici che provocano danni ingenti e che poi la comunità deve ripagare. Quindi c'è poco da capire, c'è poco da tollerare, qui c'è esclusivamente da condannare senza se, senza ma. Nel condannare fermamente gli atti vandalici delle ultime ore dimostra preoccupazione il sindaco di Treviso Mario Conte per l'ennesimo episodio di danneggiamento di un bene pubblico che poi l'intera collettività dovrà ripagare. Nessuna tolleranza dunque per un gesto che non può essere qualificato come bravata, ma è un reato e come tale va perseguito. Perché se passa il messaggio che dobbiamo capire, tollerare queste manifestazioni di disagio, significa che è finita la società civile, nel senso che le regole di rispetto reciproco e di convivenza dovrebbero saltare tutte, perché ogni regola deve essere capita e quindi può essere infranta. Difficile paragonare il gesto con quello di chi se la sta prendendo nelle ultime settimane con gli autovelox, secondo l'assessore Barbisan. Certo che prendersela con un dispositivo che chiede 0,80 o 1,50 €, paragonarlo a un autovelox che può emettere multe di valore ben superiore mi fa sorridere. Non vorrei che ci sia un tentativo di emulazione, ma poi alla fine lo sappiamo che vengono presi e la pagheranno cara. Circa la moratoria sul pagamento del parcheggio chiesta da molti cittadini allarmati dal rischio di trovarsi la multa, il sindaco non ha dubbi. I parchimetri fuori uso, messi fuori uso da questo vandalo, sono 3, però le colonnine per il pagamento sono molte di più, quindi basta ricordarsi il numero e si può procedere con il pagamento in un'altra colonnina disposta in un altro quadrante della città. Non si possono fare deroghe in questo caso perché non abbiamo la competenza per poterlo fare. Chiedo un po' di pazienza, sono stati danneggiati questa mattina e già dalle prossime ore speriamo di poter ripristinare il servizio. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la vicenda che ormai sembra non finire più, quella della pista da bob a Cortina. Il CIO ancora ostile ad una nuova pista, slittino e skeleton a Cortina, quindi non solo bob, ma salvo colpi di scena clamorosi sul filo di lana sarà la regina ad ospitare le gare olimpiche di scivolamento nel 2026. Salvo colpi di scena, che tradotto significa ritardi nella consegna dei lavori dell'Eugenio Monti 2, la sede delle gare olimpiche di scivolamento, e cioè bob, slittino e skeleton, sarà Cortina d'Ampezzo. C'era grande attesa oggi per la pronuncia del CIO sulla sede di gara, ma dal quartier generale del Comitato Olimpico Internazionale in trasferta in Corea del Sud per i Giochi Olimpici Giovanili non è arrivato alcunché. A lasciare tutti col fiato sospeso è stata un'agenzia della AFP che da Losanna alle 10:36 di questa mattina ha diffuso la posizione contraria del CIO al progetto di costruire una nuova pista a Cortina d'Ampezzo. Una posizione peraltro già nota sin dal giorno zero, ribadita lunedì scorso da Christine Kloster del Comitato Olimpico in una lettera inviata alle principali associazioni ambientaliste italiane. Per diverse ore quell'agenzia è parsa la pietra tombale su Cortina. In realtà il CIO, si afferma di qua delle Alpi, non può imporre alcunché all'Italia, paese ospitante dei Giochi 2026. La responsabilità dell'organizzazione dei Giochi è della Fondazione Milano Cortina, che non ha mai negato altre opzioni, neppure ieri, quando dal CDA è stata confermata Cortina quale sede di gara in attesa della firma del contratto di appalto che la società infrastrutture del governo Simico potrebbe sottoscrivere a giorni con la Pizzarotti di Parma. L'unica presa di posizione odierna in relazione all'agenzia AFP sul CIO è stata quella della senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia, che ha chiesto al ministro Abodi di riferire in aula in relazione agli extra budget del progetto Light mandato a bando senza opere essenziali.
Questione TAV, con la prossima apertura dei cantieri a Vicenza il grande nodo è l'ordine pubblico. I centri sociali hanno già annunciato la loro opposizione all'alta velocità e il sindaco chiede un potenziamento delle forze dell'ordine. TAV, allerta, ordine pubblico. I cantieri che apriranno a Vicenza per costruire la linea dell'alta velocità potrebbero diventare il nuovo fronte di contestazione. Gli antagonisti dei centri sociali hanno già annunciato che manifesteranno, che si opporranno, e il sindaco risponde chiedendo alle istituzioni di potenziare le forze dell'ordine, a cominciare dalla questura di Vicenza. Chiediamo finalmente di destinare alla Questura di Vicenza tutte le risorse di personale, di organico, ma anche le dotazioni di cui ha bisogno. La Questura di Vicenza è l'unica questura nell'asse della A4 ad essere una questura di seconda fascia e non di prima fascia. Questo significa avere meno agenti sul territorio, quindi in occasione, in vista anche di questo ulteriore elemento dei cantieri della TAV, è davvero arrivato il momento che a Vicenza sia data la rilevanza che merita. Priorità alla sicurezza per evitare che ci possano essere ancora manifestazioni come il sit-in non autorizzato dell'8 luglio 2023, quando i no-TAV hanno bloccato il traffico in uno degli snodi non solo della viabilità cittadina ma anche dei futuri lavori dell'alta velocità. So che naturalmente Questura e Prefettura stanno seguendo con la massima attenzione quello che capiterà nei prossimi mesi e quindi, così come è stato fatto per il corteo di 2 sabati fa, anche verso la TAV, verso i cantieri che inizieranno il prossimo anno, ci sarà la massima attenzione non soltanto da parte delle istituzioni locali dello Stato ma anche del Ministero dell'Interno e di tutto il Governo. Intanto si attende una decisione riguardo agli spazi concessi dal Comune al centro sociale ospitato nel bocciodromo di Via Rossi, spazi che potrebbero essere revocati dopo gli scontri nel corteo anti-Israele in cui alcuni antagonisti, coi volti travisati, caschi, petardi, bastoni, hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell'ordine. Noi abbiamo preso una posizione molto chiara su questo tema ed è che se ci sono state irregolarità, se ci sono gli estremi per una revoca, la revoca viene fatta perché le regole valgono per tutti. I tempi sono molto stretti, nel senso che l'avvocatura sta già lavorando, sta già approfondendo. Sono assolutamente convinto che nell'arco di questa settimana o della prossima avremo in mano un documento e che questo documento ci dirà dal punto di vista tecnico che cosa è possibile fare. Restiamo a Vicenza, dove smog PM10 sono alle stelle con sforamenti ormai da 10 giorni consecutivi, è allerta arancione. Allora ci colleghiamo in diretta con Luisa Bertini e Simone Squarcina, che sono insieme all'assessore all'ambiente Sara Baldinato. Buongiorno Luisa e buongiorno all'assessore. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Come anticipavi, è dal 22 gennaio che Vicenza è a livello arancione, stretti nella smorza dello smog. Adesso ce ne parla l'assessore Sara Baldinato. Che cosa sta mettendo in campo l'amministrazione proprio per far fronte anche a questi sforamenti? Allora, per far fronte a questi sforamenti da oggi apre un bando, mettiamo 50.000 euro a disposizione dei cittadini, ogni cittadino potrà avere 350 euro per la sostituzione della sua caldaia più vecchia di 5 anni o di un condizionatore con o senza pompa di calore. Quindi è un intervento che mettiamo in campo per agevolare le persone che devono sostituire una caldaia vecchia, ovviamente, che crea inquinamento più alto rispetto a una caldaia performante. Lo facciamo sia per venire incontro alle spese dei cittadini, perché ovviamente una caldaia più vecchia ha un consumo energetico superiore e quindi un efficientamento energetico a cui sempre noi ricorriamo e cerchiamo di far propendere anche il privato, e anche una riduzione degli inquinamenti e delle emissioni di polveri sottili, perché sappiamo che appunto uno degli attori, oltre che il traffico veicolare, è proprio il riscaldamento domestico. Tornando invece al traffico veicolare, domani ci sarà il nuovo bollettino ARPAV, però a livello arancione che cosa comporta per la viabilità, soprattutto per i veicoli? Beh, a livello di viabilità ci sono delle riduzioni per alcuni veicoli, ci sono riduzioni a livello di riscaldamento anche, per cui non si può andare oltre i 18 gradi di riscaldamento con 2 gradi di tolleranza. Le fonti legnose, anche quelle ci sono delle limitazioni, bisogna guardare le stelle delle proprie caldaie, quindi tenete monitorati assolutamente i nostri siti internet dove ci sono tutte le indicazioni, e domani siamo in attesa del prossimo bollettino ARPAV e vedremo se rimaniamo in arancione o come evolverà la situazione. Quindi in attesa del nuovo bollettino, intanto io ringrazio l'assessore all'ambiente Sara Baldinato e restituisco a voi la linea allo studio.
Grazie all'assessore, grazie a te Luisa, insieme a Simone Squercina per questo aggiornamento. E a proposito di inquinamento, si dicono basta a Malcontenta. Oltre la battaglia contro gli inceneritori, i residenti sono sul piede di guerra anche per i serbatoi della San Marco Petroli. Tante promesse, pochi fatti, cioè cose promesse, continuamente promesse, fatte, rifatte, però diciamo di concreto alla fine non abbiamo ottenuto ancora nulla. 24 serbatoi della San Marco Petroli a Malcontenta che secondo il progetto originale risalente al 2008, Vallone e Moranzani, sarebbero dovuti essere ricollocati altrove. Così non sarà. Residenti e membri del Comitato Tutela Salute e Ambiente Malcontenta sono dunque sul piede di guerra. Oggi i cittadini di Malcontenta ricevono un'altra tegola in testa, nel senso che non vedranno più il trasferimento di questa società che rappresenta anche un serio pericolo legato al rischio di incendi, rischio di esplosioni e quant'altro, e non solo la vedrà appartenere a un'altra zona amministrativa, nel senso che tutto questo sedime che vediamo che circonda questi silos non apparterrà più al comune ma apparterrà all'autorità portuale. Nelle sedi istituzionali ci è stato detto che in futuro il comune ridiscuterà e riconsidererà questa cosa, individuando questa zona come un futuro parco verde, ma è come stendere un pannicello caldo su un qualcosa di assolutamente indescrivibile. Siamo trascurati, siamo dal punto di vista ambientale c'è un grosso problema per il traffico, per i fumi che ci sono. I segni sono tangibili anche sulle abitazioni. Se tu vieni sull'abitazione che siamo alle spalle di questi serbatoi qua, la parte esposta è completamente nera, piena di fuliggine, eccetera. I serbatoi infatti sono a 150 metri dalle abitazioni. Di questo si discuterà domani in Consiglio Comunale a Mestre, cui i residenti chiedono una precisa assunzione di responsabilità. Questo era un elemento di riscatto per la popolazione, perché al posto della San Marco Petroli nasceva un grande parco pubblico che poteva essere utilizzato appunto per la collettività, una grande fascia pubblica, una grande fascia verde che partiva da Fusina fino a Marghera e che era una zona di demarcazione tra zona industriale e zona urbana, e chiediamo appunto conto al comune perché ha fatto questo. Siamo alla politica, europee 2024 e regionali 2025, il centrodestra è in fermento e non mancano le tensioni. Fratelli d'Italia sogna, Luca Zaia a Bruxelles, la Lega frena. Giuseppe, ma scusa, ma non è che debba stare per i prossimi 20 anni, scusami, ma allora deve stare per i prossimi 20 anni, vuoi condannarlo a fare il no, ma che io non lo condanno a niente, è una sua scelta, non è detto che poi Zaia sia trasformato di dica di sì, non è che sia detto. Lo vede bene le europee? Beh, sicuramente sarebbe un traino enorme per la Lega se si candidasse alle europee. A proposito di consensi, di capacità di raccogliere consensi, per un partito come la Lega indiscutibilmente sarebbe un valore aggiunto enorme. A lanciare di fatto Luca Zaia alle europee ci pensa Fratelli d'Italia con Raffaele Speranzon, endorsement non richiesto, fa intendere dallo studio Giuseppe Panna, leghista doc, già assessore proprio con Zaia. E quello che sembra uno scambio di battute sagaci nel corso di ring è un messaggio politico serio, visto che in Parlamento sta e giace un emendamento della Lega che vuole eliminare il limite del terzo mandato per i governatori. Insomma, Zaia per i meloniani va assolutamente valorizzato, ma possibilmente altrove. Mi sembra più quasi un voler tenere Zaia qua piuttosto che lasciarlo libero per altri incarichi, vista la grande capacità che ha sicuramente una possibilità di essere una risorsa anche in altri ambienti. In pole position a Palazzo Balbi per Fratelli d'Italia resterebbe Luca De Carlo, ma tra le file della Lega l'obiettivo è un altro. Spero di non offendere nessuno, ma come leghista farò di tutto perché il prossimo candidato per la Regione Veneto sia un altro leghista. E c'è poi una variabile con nome e cognome, Flavio Tosi, come conferma il sindaco forzista di Cessalto Emanuele Crosato. Non vedrei nessun problema che fosse un candidato di Forza Italia. Mi butto io a questo punto. E allora questa è la situazione nel centrodestra in vista appunto di europee regionali, fermento che non manca di esserci anche in casa. Partito Democratico, buongiorno al senatore Andrea Martella, ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prima di parlare del fermento in casa del Partito Democratico, però mi lasci dire una battuta su quello
che sta succedendo nel centrodestra. Ormai sono mesi che parlano solo di poltrone. È come se i problemi che riguardano da Berri Veneti, dalla sanità al lavoro, all'agricoltura non li riguardassero. È uno spettacolo abbastanza avvilente. Un giorno il terzo mandato, il quarto, chi farà il presidente. Diciamo che si tratta di un modo di fare politica tutto legato a, diciamo, le poltrone che proprio non ci riguardano. Noi cerchiamo di stare ai temi concreti. Poi per quanto riguarda il terzo, quarto mandato per Zaia, mi pare che si possono fare tutte le previsioni e avere tutti gli auspici, ma mi pare una possibilità che ogni giorno si restringe da un esito, dalla possibilità. Quindi non ci sarà il terzo mandato per i presidenti, per i governatori, presidenti di regione, secondo lei? Credo proprio di no. Come ha visto è stato prodotto anche un limite dei 2 mandati per il Premier qualora passasse la riforma sul premierato. Questo mi pare un segnale molto chiaro. E in secondo luogo mi pare che ci sia un dibattito molto giusto, secondo me, rispetto al quale le forze politiche pensano di rispettare il tetto dei 2 mandati che riguarda le cariche esecutive, proprio per non avere un'eccessiva concentrazione di poteri in una sola persona per troppo tempo. Ricordo che così avviene negli Stati Uniti o in Francia, non si capisce perché dovrebbe essere diverso in Italia per i governatori o per il Veneto, dal momento che Zaia è poi già lì da 15 anni. E poi perché credo che nel centrodestra non siano d'accordo. Fratelli d'Italia non è d'accordo con la Lega e quindi vedo che queste possibilità si restringono molto. Posso chiedere lei da avversario dove vedrebbe Luca Zaia in futuro? Io sinceramente non so dire che cosa debba fare. È una scelta che riguarda sicuramente lui e che farà in modo ponderato, come sempre ha fatto nel corso di questi anni. Credo dovrebbe iniziare a scegliere qualcosa che non è la Regione Veneto, perché non credo che si possa fare una riforma ad hoc e per lui. Allora, le faccio ascoltare quello che ha detto l'onorevole Alessandra Moretti in merito proprio alle candidature in vista delle europee e poi ha fatto un passaggio anche sulla possibile candidatura della segretaria Lischlein. Sentiamolo e poi commentiamo insieme soprattutto questa parte qui. Ufficialmente si ricandida dunque per le europee? Ufficialmente io sono una deputata uscente dal Parlamento europeo, quindi gli uscenti sono automaticamente candidati a meno che non arrivi lo stop da parte del partito. Ovviamente non c'è nessuna ufficializzazione perché l'ufficializzazione la deve dare il partito facendo tutta una serie di considerazioni. Diciamo che come deputata uscente io confido in una candidatura, poi certamente questo non dà per scontato l'elezione perché servono i voti e le preferenze, ma sicuramente sono a disposizione del partito per correre alle prossime elezioni europee. E su Lischlein, candidata alle europee, come la vede? Guardi, è una discussione che si trascina a mio avviso un po' da troppo tempo, nel senso che noi abbiamo una possibile duello e io credo che Giorgia Meloni abbia fatto bene ad individuare in Lischlein la sua competitor. Sulla discesa in campo invece delle 2 leader ho qualche perplessità in più, non tanto per Fratelli d'Italia che farà la sua scelta, non è il mio partito e quindi io non devo giudicare le scelte di Giorgia Meloni, ma sarebbe la prima volta che il leader del Partito Democratico scende in campo direttamente. E probabilmente non è nelle corde, non è nella storia del PD che non è mai stato un partito personalistico. I pro sono quelli appunto di una polarizzazione tra le 2 leader e quindi tra i 2 partiti. Il contro è che in questo modo appunto si svantaggiano soprattutto le donne della lista perché con la preferenza di genere sarebbe avvantaggiato il candidato uomo che viene dopo la segretaria. Non è nella storia del Partito Democratico che il suo leader scenda in campo, così insomma in qualche modo commenta Alessandra Moretti una possibile candidatura di Lischlein alle europee.
Ma diciamo che questa scelta aspetterà gli Schlein, la farà nei prossimi giorni, valutando tutto, sia il fatto che ci troviamo di fronte a delle elezioni europee decisive per il futuro dell'Europa, sia rispetto al fatto che, come sempre, le elezioni europee sono anche un grande appuntamento politico che incide sul destino del nostro Paese. Ma innanzitutto dovremmo la nostra idea di Europa con delle liste competitive, con dirigenti di partito ma anche personalità esterne. Questo è quello che stiamo facendo e dentro questo quadro il segretario deciderà al meglio. Io eviterei questa discussione, lo deve fare, non lo deve fare. Ci sono tutti gli elementi per fare una valutazione giusta e a favore della nostra comunità e la vedremo nei prossimi giorni. E il nostro compito è ovviamente sapere che anche l'appuntamento delle elezioni europee è molto importante per costruire un'alternativa a questo governo di centrodestra di cui c'è bisogno nel nostro Paese e di cui ha bisogno anche l'Europa se vogliamo continuare verso il percorso di un'Europa solidale, riformista e che deve diventare sempre più un'Europa politica in grado di poter prendere delle decisioni comuni su tante questioni, dalla sicurezza alla difesa, e vediamo quanto ce ne sia bisogno con quello che sta succedendo nel mondo a proposito di guerre molto vicine a noi. Elly Schlein, che è intervenuta nuovamente sul caso Bigon, in qualche modo mettendoci la parola fine, ha detto non si è mai parlato, nessuno ha parlato di sanzioni o provvedimenti disciplinari, non è stata messa in discussione la libertà di coscienza, ma si è espressa una critica sulle modalità in cui il dissenso è stato espresso. Lo ricordiamo, si parla delle votazioni, del voto per la legge sul fine vita in regione, Bigon che si era astenuta, rimanendo però di fatto in aula, e questo in qualche modo ha pesato sulla decisione sul voto finale. Insomma, in qualche modo sposa Schlein quello che lei ha sempre detto, senatore? Sì, direi proprio di sì, quello che ho detto fin dall'inizio. È stato un peccato, espresso rammarico per la non approvazione di quella legge di iniziativa popolare, e per evitare questo, visto che mi era stata riferita della ristrettezza dei numeri, io stesso avevo chiesto alla consigliera Bigon di uscire dall'aula per non compromettere l'esito di quella votazione. E, naturalmente però di fronte a voti su questioni eticamente sensibili c'è la libertà di coscienza, e questo è un valore del nostro partito fin dalla sua nascita. Naturalmente in un partito plurale ci sono anche posizioni diverse, quindi alla libertà di coscienza corrisponde anche una libertà di critica rispetto alle scelte che ognuno di noi fa, e anche queste non sono mancate tra gli iscritti, i militanti, i simpatizzanti che si sono profondamente addolorati per questa scelta. Ma detto questo, nessuno ha mai parlato, come io ho sempre detto dall'inizio, di sanzioni, di provvedimenti disciplinari o di sospensioni. Queste sono questioni che si affrontano politicamente con un dibattito anche aspro, ma sempre con uno spirito di unità e di responsabilità verso la comunità che rappresentiamo. Ci sono però una ventina di esponenti Dem che hanno sottoscritto un documento che chiede che venga revocato ad Anna Maria Bigon l'incarico di vicepresidente della 5ª Commissione Sanità in Consiglio regionale. Per la verità questo documento, firmato da alcuni esponenti del PD Veneto, è stato presentato nella direzione di lunedì scorso, non è stato posto in votazione perché non è stato votato alcun ordine del giorno, perché bisognava prevedere il confronto, e questa era la cosa più importante, e chiedeva alla Bigon di fare una riflessione su quanto è avvenuto. Diciamo che non siamo proprio a questo quando parlo del fatto che non sono in campo iniziative per rimozioni o per cambiamenti. Mi riferisco al fatto che, come detto anche dagli esponenti del gruppo, non è all'ordine del giorno nessun tipo di revoca.
Ultimissima domanda e cambiamo argomento, vediamo quello che sta succedendo in Italia, nel resto d'Europa. Oggi i trattori degli agricoltori sono arrivati fino a Bruxelles, una protesta dilagante per chiedere un intervento a livello europeo che protegga una categoria così fondamentale per l'economia europea e per la nostra economia. Sì, innanzitutto voglio dire proprio questo, che per noi l'agricoltura è un settore fondamentale, è imprescindibile e quindi è chiaro che bisogna pensare a delle misure di sostegno sia a livello nazionale che a livello europeo. Però quello che è successo è esattamente il frutto di quello che ha fatto l'attuale governo, che era opposizione nel passato, cioè quando si cavalcano le proteste per fini elettorali, poi si va al governo e vengono smentite le promesse che sono state fatte, questi sono gli effetti. E quindi è stato un errore da parte del governo nella legge di bilancio non confermare una serie di provvedimenti di aiuto, come l'abolizione dell'esenzione IRPEF, come l'esclusione dei canoni agevolati per le rinnovabili, come l'azzeramento dell'esenzione contributiva per gli under 40, insomma tutte questioni che pesano e sulle quali l'attuale governo, opposizione che blandiva il mondo degli agricoltori con promesse che poi non è riuscito a mantenere, sta creando questa situazione particolarmente difficile, alla quale si aggiunge una situazione difficile anche in Europa per le transizioni che ci sono da affrontare dal punto di vista ambientale ed energetico. Vedremo questo tipo di effetto anche europeo che cosa sortirà. Oggi c'è un confronto a Bruxelles e noi abbiamo già chiesto a livello parlamentare un confronto al governo italiano perché esca, diciamo, dalla bolla della propaganda e possa entrare, anche in accordo con il mondo dell'agricoltura, invece nel versante dell'azione e della decisione che possa aiutare a sostenere il settore. Grazie mille, importante nota questa per una categoria, lo ripetiamo, fondamentale per tutta la nostra economia. Grazie davvero senatore Andrea Martella, buon lavoro e torneremo ad aggiornarci presto. Grazie senatore. Grazie a voi, buon lavoro. Buona giornata, grazie. E ho visto, se me lo confermano dalla regia, eccolo lì, il nostro Lucio Zanato. Abbiamo appena parlato con il senatore Martella della protesta degli agricoltori, protesta che ieri è arrivata in fiera a Verona, dove è in corso la 116esima edizione di Fiera Agricola. Ieri anche l'incontro con il ministro Lollobrigida, insomma facciamo il punto e capiamo come sta andando la giornata di oggi. Buongiorno Lucio. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, siamo qui, stiamo registrando una puntata di Agricoltura Veneta, però abbiamo già tanti dati che abbiamo raccolto e non sono dati tanto positivi. Tanto per parlare di Veneto, Veneto Agricoltura ha dato il report del 2023, quindi le prospettive per il 2024, e sono prospettive dove di fatto cala la produzione, calano le superfici coltivate, in certi aspetti aumenta invece il valore della produzione, quindi meno prodotto e costa di più, però diciamo che ci sono dei comparti davvero preoccupanti. Ad esempio tutto il settore della frutta sta non solo calando in termini di prezzo in maniera importante, sta calando in termini di produzione perché ci sono state le grandinate l'anno scorso, quindi e poi bisogna stare attenti alle gelate perché c'è un cambiamento climatico in corso e soprattutto tanti agricoltori stanno levando via le piante. Perché? Perché il valore alla vendita per l'agricoltore è davvero molto molto basso. Quindi dati preoccupanti. Anche lo stesso mondo del vino risente di un calo della produzione, però un aumento in valore, e lì vediamo naturalmente il fenomeno prosecco. Questi sono i dati per quanto riguarda la produzione del Veneto. Poi invece ci siamo spostati all'AMBI, cioè nello stand praticamente dell'ente delle bonifiche sostanzialmente, cioè i consorzi di bonifica, quelli che gestiscono le acque, che sono importantissime in questo cambiamento climatico per l'agricoltura. Pensate quanta acqua serve ad esempio per i campi di mais e quanto il mais sia calato proprio perché c'era la siccità. E anche lì c'è un problema, cioè i fondi non bastano per coprire quelli che sono i progetti per creare i microinvasi per la gestione delle acque, e siamo indietro con questi progetti. Ma noi siamo venuti qui e siamo venuti allo stand della CIA perché con
Coldiretti oggi di fatto non è qui, perché dopo la protesta degli agricoltori con i 4 trattori simbolici, diciamo, di ieri col ministro Lollobrigida, Coldiretti ha deciso di andare a Bruxelles. Invece CIA, con il presidente Fini ma anche il presidente Passerini, ha deciso di rimanere qui a dare una risposta agli agricoltori che vengono qui. Allora vengo qui perché vedete che c'è tutta la riunione dello Stato Maggiore di CIA. Presidente Passerini, siamo in diretta. Allora io le faccio una domanda che viene spontanea dopo la protesta di ieri degli agricoltori. Dicono gli agricoltori ieri, noi non ci sentiamo rappresentati dalle associazioni di categoria. Voi cosa rispondete? Io rispondo questo: la protesta è sempre legittima, chi scende in piazza sicuramente sta intercettando un disagio che c'è, però mi sento anche di dire questo: noi al 26 di ottobre in una situazione difficile anche post attentato terroristico di Israele abbiamo portato 3.000 persone a Roma, dove dicevamo quelle cose lì, dove dicevamo che il problema oggi è il valore all'interno della filiera, sono i rincari energetici, sono i costi di produzione che sono alzati, poi c'è anche un tema europeo, sicuramente un'Europa, una PAC che probabilmente, come dice il nostro Presidente nazionale, va rivista, occorre una revisione di medio termine per capire se effettivamente questa PAC è contestualizzata rispetto al momento, quindi io mi sento di essere, voglio dire, solidale con chi scende in piazza, ma sicuramente CIA agricoltori da questo punto di vista probabilmente ha fatto prima di altri compiti per casa. Cioè voi dite, noi l'avevamo detto che sarebbe finita così, ma adesso ad esempio il 4% dei terreni che devono essere lasciati a riposo perché altrimenti se no non si ottengono i benefici da parte dell'Europa. Come la vedete questa cosa? Ma questa logicamente è una battaglia che va fatta, ma non è la soluzione di tutti i mali, perché comunque sarà praticamente una panacea, una piccola panacea in un mare immenso. Il tema è oggi come riusciamo a coniugare la redditività dei nostri agricoltori rispetto ai problemi del cambiamento climatico, rispetto ad una PAC che oggi probabilmente mossa anche da un periodo che era quello pre-Covid e anche pre-guerre, non è contestualizzata al momento, e quindi è chiaro che in uno sistema economico produttivo già stressato, ulteriore burocrazia, ulteriore mancanza di semplificazione genera quella rottura e quel crash che oggi i nostri agricoltori stanno rivendicando. Ecco, ricordiamo per chi non è agricoltore che cos'è la PAC, perché il piano europeo è importante per chi non è agricoltore. Ma la PAC è una delle più grandi, forse l'unica politica agricola comunitaria nella quale si allocano una sorta di risorse per l'agricoltura a patto di determinate operazioni volte al green, volte al mantenimento dell'ecosistema. Oggi questa PAC, questa politica agricola comunitaria, paga quello che è un approccio ideologico, cioè si pensa che la transizione ecologica si possa fare senza gli agricoltori. Ecco, su CIA agricoltori italiani su questo è totalmente contraria e vuole dire che la transizione ecologica e quindi questo mondo migliore del quale ne prendiamo atto va fatto con gli agricoltori, rendendo la transizione economicamente sostenibile, altrimenti nessuno si metterà a farla e quindi anche questo grande progetto verde verrà meno. Ecco, ma e quelli che dicono invece che gli agricoltori sono degli inquinatori, che non pensano all'ambiente, che insomma addirittura gli allevamenti sono CO2 negativi, cioè CO2 positivi, per cui producono tanta CO2 quasi come le fabbriche? Noi vogliamo che ci siano dati, non sensazioni. Gli allevamenti oggi sono un sistema di produzione che ha sicuramente la sua quota di impatto, ma che attraverso la tecnologia, attraverso i sistemi integrati, attraverso quello che è anche la meccanizzazione moderna 4.0, la 5.0, stiamo andando verso gli abbattimenti quasi azzerati, stiamo andando verso il contenimento dell'antibiotico pari a zero. Stiamo andando in un sistema di risparmio idrico che supera il 30%. Allora io vorrei capire chi è che dà questi dati e chi dà le carte nel tavolo da gioco. Ecco, poi andiamo in Veneto. Abbiamo sentito un po' i dati di Veneto Agricoltura insieme prima, abbiamo visto un calo generale, diciamo così, della produzione, addirittura in certe situazioni una diminuzione di produzioni proprio in campo, però le DOP, le IGP, cioè i nostri prodotti tipici vanno salvaguardati a tutte le maniere. Assolutamente. A proposito di questo, ad esempio, noi abbiamo un grande tema, un grande problema in Veneto, che è il mais. Cioè il Veneto è una regione storicamente maidicola. Oggi, dai dati che abbiamo visto al CREA la settimana scorsa, dati nazionali, meno di 500.000 ettari sono stati messi a produzione. Se pensiamo che negli anni 70 avevamo 1.400.000
400.000 ettari di produzione maidicola. Ecco, sappiate che il mais è la base dell'alimentazione per quanto riguarda le nostre DOP, i nostri, diciamo, cavalli da traino per grana padano, ma pensiamo anche all'asiago, ma al prosciutto anche di San Daniele, cioè a tutti quei percorsi di alta eccellenza che noi con questi riusciamo ad andare anche sui mercati esteri. Credo che uno dei temi sia questo, oltre al problema, come ho già detto prima, di come normiamo il valore all'interno della filiera. Oggi il consumatore si lamenta perché paga molto di più il cibo sullo scaffale. Bene, ma quel valore lì a chi va e dove è andato? Allora, io credo che vada sì fatta un'operazione nei confronti dell'Europa, che sicuramente deve ascoltare di più quelle che sono le agricolture tipo quella italiana, e quindi è il compito anche di noi associazioni di categoria di farcene carico. Ma il tema è in casa, ce l'abbiamo in casa, è qua che non riusciamo a ripartire. Leggi grande distribuzione. Ma no, ma è tutto il sistema che spesso, voglio dire, non tiene conto che la produzione agricola e quindi la sovranità alimentare la si fa partendo dalla terra, non partendo dai decreti. Bene, per ultimo l'acqua. Io sono stato prima all'Ambi e devo dire che sono indietro con i progetti, quindi rischiamo un'altra stagione siccitosa che per l'agricoltura significa ancora meno produzione. Sì, il tema dell'acqua, come avete visto, noi abbiamo avuto in questi ultimi anni un'accelerazione importante. Ricordo che a marzo dell'anno scorso, proprio in Veneto, una regione storica dal punto di vista degli approvvigionamenti dell'acqua, noi siamo andati in difficoltà, si parlava di razionamento. Poi è stato nominato il commissario, ora il commissario probabilmente dovrà presentare anche un piano d'azione rispetto a quella che è una soluzione futura che dovremo adottare. Adesso siamo in una condizione favorevole, acqua ne abbiamo, neve in montagna ce n'è, però non possiamo sottovalutare questo, perché l'acqua, vedete, non è che serve solo all'agricoltura, l'acqua serve al sistema, all'ecosistema, quindi a rendere fruibile anche al cittadino di tutto quel patrimonio, voglio dire, in termini di ambiente, di ecosistema, di sostenibilità, che oggi l'agricoltura sta nel solco appunto di questa transizione ecologica, sta portando avanti. Senta, per ultimo, perché poi diamo la linea, ma allora va veramente tutto male in agricoltura? Allora, in agricoltura ci sono settori che vanno bene perché comunque organizzati, perché comunque legati, come dicevamo prima, ai sistemi delle DOP, poi i sistemi che sono più legati ad esempio alle commodity, cioè quei prodotti per cui noi non siamo autosufficienti e abbiamo necessità di importare dall'estero, spesso vanno in difficoltà, ma vanno in difficoltà perché lì all'interno spesso vengono adoperate delle pratiche sleali, probabilmente anche delle speculazioni che non sempre, voglio dire, sono motivate, e quindi, anzi quasi mai motivate, e quindi lo sforzo è questo: come riusciamo ad abbattere e quindi ad entrare in un meccanismo di corretta ripartizione, anche responsabilizzando l'agricoltore, cioè l'agricoltore ha capito già da tempo che producendo bene, producendo meglio, attraverso i risparmi idrici, attraverso la meccanizzazione, attraverso i risparmi degli input, si ottiene probabilmente quel quid di marginalità in più, però poi deve essere riconosciuta e spesso questo non avviene. Insomma, abbiamo capito che c'è da ripartire, diciamo, nella filiera, partendo dalla distribuzione per arrivare all'agricoltore, quindi più soldi all'agricoltore. Abbiamo capito anche che c'è un problema d'acqua e questo ve lo racconteremo più avanti. E a me non resta che ridarti la linea, Francesca, con questi dati. Grazie Lucio, e noi ci fermiamo per la pubblicità tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Vittorio Sgarbi non sarà più presidente della Fondazione Canova, lo conferma il sindaco di Possagno, Valerio Favero, dopo le polemiche degli ultimi giorni. Vittorio Sgarbi non sarà più il presidente della Fondazione Canova. L'annuncio, riportato questa mattina da molti organi di stampa nazionali, arriva dal sindaco di Possagno Valerio Favero, dopo le polemiche sorte negli ultimi mesi attorno alla figura del sottosegretario alla cultura. Nelle interviste rilasciate alla stampa nelle ultime ore e confermate telefonicamente alla nostra redazione, il primo cittadino di Possagno rivela di avere già comunicato a Sgarbi questa decisione a dicembre, ancora prima dell'inchiesta che vede il critico d'arte indagato per riciclaggio di beni culturali. Una vicenda sulla quale la trasmissione Report sta portando avanti un'inchiesta giornalistica. Le recenti evoluzioni di questo scontro fra la redazione della trasmissione Rai e Sgarbi ha portato molti esponenti politici locali a chiederne la destituzione da presidente della Fondazione Canova. La decisione del sindaco, che si dissocia dalle esternazioni di Sgarbi contro la troupe televisiva e condanna quanto visto nell'ultima puntata del programma, sarebbe comunque legata a un rinnovamento del Consiglio di amministrazione al termine delle celebrazioni del bicentenario canoviano.
Al momento il sito della Fondazione Canova riporta ancora il CDA con la presidenza del sottosegretario e non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell'importante istituzione culturale. Ma nelle prossime ore la situazione potrebbe cambiare. Abbiamo voluto prorogare il CDA in pectore fino alla conclusione delle attività relative alle celebrazioni canoviane, che per noi si sono concluse ad ottobre del 2023 con la borsa di studio e con il premio alla medaglia commemorativa. Da lì sono iniziate le nostre valutazioni per la nomina dei nuovi componenti dell'organo di amministrazione di Fondazione Canova, che ufficializzeremo nei prossimi giorni. Voglio comunque ringraziare l'intero CDA uscente per il lavoro svolto e per i grandi risultati ottenuti. Carenze d'organico, problemi ai mezzi e alle caserme. I vigili del fuoco sono in stato d'agitazione a Venezia come nel resto d'Italia e denunciano problemi che potrebbero avere ricadute gravi sul dispositivo di soccorso tecnico urgente. Siamo certamente preoccupati della situazione che c'è a Venezia e condividiamo pienamente lo stato di agitazione nazionale fatto dalla Federazione Nazionale della Sicurezza. I vigili del fuoco sono in stato di agitazione in tutta Italia. I sindacati denunciano una condizione che sta determinando ricadute molto gravi sul dispositivo di soccorso tecnico urgente. E anche a Venezia si sottolineano dei problemi, a volte anche legati alla particolare situazione della città. Mezzi che hanno qualche problema, i nostri mezzi lagunari sono tutti i giorni in mezzo all'acqua salata. Certamente abbiamo la questione del personale che è carente sia come vigili del fuoco sia come qualificati. Le cosiddette caserme hanno più di 60 anni, sono degli anni 60 e in qualche caso anche prima. Le organizzazioni sindacali chiedono lo stanziamento specifico di fondi per aumentare gli organici, ormai in cronica carenza non solo nel settore operativo, ma anche nei ruoli tecnico-professionali, una carenza che rischia di aggravarsi nei prossimi anni per via dei pensionamenti. Più stanziamenti e stanziamenti specifici per la sede di Venezia e per Venezia in generale. La sede di Venezia ha una struttura appunto lagunare che non è considerata all'interno dei capitoli di spesa, mentre appunto noi chiediamo che ci siano dei capitoli di spesa specifici per la sede lagunare di Venezia che attualmente non ce li ha e attinge dalla sede di Mestre terrestre. Saluto Gianmichele Gambato, vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Buongiorno, grazie per essere con noi, vicepresidente. Buongiorno a voi. Iniziamo subito inquadrando quella che è la situazione, vicepresidente, relativa alle tensioni nel canale di Suez che inevitabilmente limitano, condizionano i traffici commerciali non solo da e verso l'Asia orientale, ma anche quegli scambi che interessano tutti gli altri paesi che gravitano intorno a quell'area. Pensiamo all'Iraq, pensiamo al Kuwait, al Qatar, agli Emirati Arabi e tutti quei paesi insomma che sono coinvolti da queste tensioni. Che ripercussioni ha per le nostre imprese, per la nostra economia? Beh, il primo effetto importante economico l'ha già ottenuto, nel senso che a Davos la Presidente della BCE ha annunciato che il previsto taglio dei tassi di interesse, che era in qualche modo previsto per marzo, non verrà effettuato e si porta molto più avanti, quindi già si parla di giugno e forse anche più avanti. Quindi questo è già un primo effetto negativo che si è concretizzato con la situazione, in quanto c'è una previsione che il perdurare della situazione di crisi sul Golfo e quindi sul canale di Suez porterà inevitabilmente, oltre a una difficoltà nella catena degli approvvigionamenti, ma anche e soprattutto a un incremento dei costi dovuti ai maggiori costi sia del cabotaggio sia delle assicurazioni, ma anche comunque alle maggiori percorrenze. Quindi sicuramente una situazione in evoluzione che, se dovesse perdurare, avrà delle ricadute assolutamente importanti sul mondo produttivo, che poi in qualche modo ricadranno sul consumatore. Quindi rischiamo di avere delle produzioni, se non bloccate, però perlomeno rallentate? Ma guardi,
pensi solamente che il gasolio, va bene, che è un elemento importante e fondamentale per la trazione, per l'agricoltura, il 40% della fornitura passa attraverso il canale di Suez, quindi se la catena degli approvvigionamenti si allunga di 15-20 giorni, va bene, questo inevitabilmente creerà delle crisi, va bene, sulle forniture. Stessa identica maniera vale anche per quelli che sono gli elementi di approvvigionamento delle attività produttive industriali. Tutto questo si tradurrà in un aumento dei costi della produzione che nel medio periodo, va bene, si trasferiranno inevitabilmente sul costo finale del prodotto. Perché non parliamo solo di prodotti petroliferi, sono altri i prodotti che importiamo da quei paesi? Beh, ci sono tantissimi prodotti, pensiamo che da quella parte passa tutto quello che è il traffico che arriva dai paesi dell'Asia, quindi dai microchip alle componenti dell'automotive, ai prodotti del food, ai tessili, quindi ci sono tantissimi prodotti che hanno import-export che attraversano il canale di Suez. Non dimentichiamo che il 15% del traffico mondiale passa per il canale di Suez. Questo ovviamente si traduce in una serie di fattori complessivi legati non solo all'aumento dei costi, ma anche alla modifica dei tempi di approvvigionamento che incide sulla catena degli approvvigionamenti e quindi delle produzioni industriali. Va un po' meglio per quanto riguarda invece la voce export verso quei paesi? Ma la voce export in questo momento sta tenendo, o quantomeno gli effetti del canale di Suez sono, diciamo così, abbastanza recenti, sono di questi giorni. Fra qualche giorno entrerà, diciamo così, in campo l'operazione europea con il sistema navale che dovrebbe proteggere i traffici. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di fattori in evoluzione che in qualche maniera avranno comunque ripercussioni più sull'import che sull'export, anche perché i numeri di gioco sono completamente diversi. La speranza è che ci possano essere nell'immediato o nel breve periodo delle soluzioni alternative, perché se questo dovesse concretizzarsi probabilmente ci possono essere tutta una serie di effetti complessi che riguarderebbero anche il Mediterraneo oltretutto, insomma, nella sua globalità, oltre che l'Adriatico, che peraltro è un canale chiuso. Tensioni in Medio Oriente, poi c'è la guerra in Ucraina, ormai siamo quasi a 2 anni dallo scoppio del conflitto, insomma queste tensioni internazionali mettono a dura prova proprio tutta quella che è la voce delle esportazioni della città metropolitana di Venezia, che secondo i vostri dati si attestano al 30 settembre 2023 a 5,03 miliardi di euro, diminuendo del 5% rispetto al 2022. Questo per capire come in un mondo globalizzato qualsiasi tensione va ad influire poi a cascata anche sulla nostra realtà. Beh, guardi, lo stiamo vedendo dagli ultimi numeri che ha pubblicato l'Istat e dell'Ocse. Va bene, mentre il 2021 è stato un anno eccezionale, il 2022 ha avuto una serie di effetti comunque di contrazione, l'ha visto dei numeri, il 23 sta partendo in modo un po' complicato, ma dobbiamo vedere che la Germania nell'ultimo trimestre e nel 2022 ha avuto una contrazione dello 0,3, quindi è un paese in recessione e il nostro paese ha un interscambio commerciale con la Germania molto ma molto importante, anzi diciamo fondamentale per tutta una serie di aspetti. Quindi è evidente che una crisi geopolitica, prima nell'Ucraina, che poi adesso si sta accentuando col Medio Oriente, ha degli effetti negativi molto ma molto importanti in tutta quella che è la catena, diciamo così, del valore, che in qualche maniera porterà poi il sistema industriale a ridisegnare e a ripensare, però ci sono i tempi tecnici che sono tempi molto lunghi. Altro dato, rispetto ai primi 9 mesi del 2022, Venezia e Rovigo diminuiscono del 26,4% le importazioni, che si attestano su un valore di 9,29 miliardi di euro. Crescono invece rispetto allo stesso periodo del 2021, segnando un più 44%. Quali sono le voci più importanti e poi le chiedo qual è lo stato di salute ad oggi dell'economia veneziana e del Rodigino, vicepresidente?
Beh, i valori che hanno inciso prevalentemente in questo settore sono comunque il settore energetico, va bene, e il settore meccanico, che hanno avuto dei valori di contrazione. Lo stato di salute delle imprese del nord-est in relazione ai dati è uno stato di salute ad oggi assolutamente interessante, quindi particolari problemi, tolto casi episodici di criticità, in questo momento non ce ne sono, quindi è un'economia assolutamente solida, strutturata e con dei fondamentali molto importanti. Poi è evidente che se le crisi dovessero accentuarsi e protrarsi nel tempo, ovviamente questo avrà delle ripercussioni anche in strutture economiche e industriali importanti come quelle venete. Non dimentichiamo che comunque l'economia veneta ha una componente fondamentale della sua cosa che riguarda il turismo, e gli ultimi dati sono assolutamente confortanti sotto questo aspetto. Non dimentichiamo poi, perché per quanto riguarda Rovigo in particolare, è importante quello che è la voce delle importazioni di gas naturale, in quanto a Porto Tolle, lo sappiamo, c'è un rigassificatore, una voce fondamentale, molto, molto pesante per quell'economia. Beh, sicuramente sì, basta pensare che sull'ordine dei 7 miliardi di import del Polesine, circa 5 miliardi e mezzo, 5 miliardi e 6 sono rappresentati dal gas liquido GNL che arriva al terminal, che vale il 10-12% delle risorse nazionali. Quindi è evidente, e quello attraversava il canale di Suez. È evidente che modificando la percorrenza, quindi attraverso il giro dell'Africa e quindi modificando anche i tempi, anche la catena di approvvigionamenti riesce ad avere qualche difficoltà di crisi. L'effetto confortante in questo scenario è che le riserve nazionali sono ancora molto importanti e la stagionalità in qualche maniera ci aiuta anche, quindi in qualche modo anche, però se uno osserva i valori dei mercati si vede che sia i prodotti energetici gas che quelli legati al petrolio stanno aumentando, non sensibilmente ma stanno aumentando. Vicepresidente, c'è qualcuno che ha detto che il vero coraggio ora è rimanere, continuare ad andare avanti nonostante tutte le difficoltà, prima il Covid, poi l'aumento dei prezzi, ora ulteriori tensioni internazionali che, come abbiamo spiegato molto bene, stanno avendo ripercussioni per quanto riguarda le importazioni. Oggi fare impresa è un atto di coraggio? Oggi fare impresa è un atto di coraggio perché gli avvenimenti degli ultimi anni sono stati molto complessi e hanno messo a dura prova la tenuta del sistema industriale. Però qui ci vuole un'azione molto forte, molto spinta da parte del governo. Non dimentichiamo che i grandi mondi produttivi industriali, prima l'America e poi la Germania, stanno facendo politiche industriali incentivanti con risorse molto ma molto importanti a supporto del sistema industriale. Va bene. Quindi io credo che la politica industriale e quindi al coraggio degli imprenditori vada affiancato anche una politica industriale molto attenta a quello che sono le caratteristiche e le peculiarità del paese, in modo particolare del nord di questo paese, perché se va a vedere anche i dati della Lombardia hanno avuto una sensibile modifica, quindi questo vuol dire che c'è bisogno, la necessità per rimanere in un mercato concorrenziale, visto che comunque rimane un mercato globale, avere gli stessi mezzi che hanno anche i nostri concorrenti. Non si può contare solo sulle forze degli imprenditori che hanno già dimostrato una grande forza di volontà e tenacia, c'è bisogno di qualcosa di più. Assolutamente sì, c'è bisogno di fare, come si dice, non come slogan, ma come modo operativo di fare squadra. Io credo che il mondo dell'impresa ha dimostrato che c'è e ha dimostrato il suo coraggio, in modo particolare nei momenti difficili del Covid, va bene, oggi sta dimostrando di essere in modo presente sul mercato con le sue attività di import e export e la sua capacità innovativa, però ovviamente siamo in un mercato globale e quindi anche gli attori della politica devono fare la loro parte.
Grazie davvero, è stato molto importante addentrarci un po' di più su quella che è la realtà economica, che chiaramente, insomma, come abbiamo capito, strettamente legata a quello che sta succedendo intorno a noi. Grazie davvero al vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Gianmichele Gambato. Torneremo ad aggiornarci presto con lei. Grazie vicepresidente, buon lavoro naturalmente. Grazie quando vuole, buona giornata a tutti. Grazie davvero, noi siamo in chiusura, vi lascio adesso come di consueto le previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi come sempre un film, il film di oggi è Final Portrait, l'arte di essere amici. Grazie ancora per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Anticiclone ancora protagonista, condizioni stabili che si traducono in ristagno di inquinanti, nebbia in pianura e clima piuttosto mite. Vediamo il dettaglio di giovedì 1 febbraio. Sul Veneto il mese inizia senza particolari sconvolgimenti rispetto ai giorni scorsi, dunque cielo a tratti sereno con qualche velatura. Avremo varie foschie sulle zone pianeggianti, precipitazioni assenti, salvo più che altro qualche fiocco di neve in quota sulle Dolomiti. Temperature stazionarie o in lieve calo, minime intorno a 0 o di poco inferiori, massime tra 5 e 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso di notte e al mattino sulla costa tra Lignano e Grado possibili nebbie, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque a seguire. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 5-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato con locali nevicate sui settori di confine, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.